seconda gara di non è presente ora che si è portata, che sta tentando di riagganciare la positiva. Veste i colori dell'Atletica Ponzano Martina Faggin, che ora è entrata nella categoria Fidel, ha sempre gareggiato nelle gare CSI. Lunga la gara, ragazze, brave. Per correre Faggin, Mazzoleni, Ferracini. Ora si è portata in terza posizione Margherita De Mattia dell'Atletica Mogliano. Ale Marti! Picca ora la maglia gialla di Laura Mazzoleni Ferracini in seconda posizione. C'è Laura Piazza dell'Atletica Vicentina. A metà giro ci provi, ok? Dai che manca l'ultimo, dai, un chilometro, e dai! della coppia di testa Faggin Rimane ancora Di Mattia, tranquilla! si è portata in terza posizione Laura Mazzoleni Ferracini. Ultimo giro, Giada, vai! Ma che era sempre stata impegnata nelle gare CSI, ora è entrata nel gruppo della Vissabano e sta cercando di conquistare di una ottantina di metri davanti a Maura Piazza. Poi Miriam Sartor e poi Letizia Fontanive, questo nell'ordine della situazione. È molto importante nell'organizzazione del controlling dell'evento Giacomino, che si occupa sempre di questioni tecniche. Mentre siamo alle ultime battute di questa gara allieve, Dai Letizia, con Margherita De Mattia che davanti a Maura Piazza e poi Letizia Fontanive. Arriva anche l'altra portacolori della Tatra Vicentina, Chiara Pazzolato.